Ben ritrovati dalla redazione. È stato trovato senza vita il corpo di Giulia Bonin, la ragazza di 25 anni che non dava traccia di sé da domenica all'ora di pranzo, quando si è allontanata dalla sua abitazione a Trieste. La ragazza non aveva più risposto alle chiamate né ai messaggi della mamma, così la donna, preoccupatissima, ieri ne ha denunciato la scomparsa alla questura. Subito si è attivata la macchina delle ricerche coordinata dalla prefettura. Previsto in casi come questo è stato attivato il piano di ricerche coordinato dalla prefettura. Operatori del soccorso alpino, polizia di stato, vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo i sentieri attorno al santuario di Montegrisa, una zona che la ragazza è solita frequentare. Proprio lì due passanti hanno ritrovato per caso la sua borsetta riconosciuta grazie ad alcuni effetti personali contenuti all'interno. In serata era stata anche confermata la notizia che la giovane si trovasse in zona fino alle 7:30 del mattino. Il suo cellulare infatti aveva agganciato una cella telefonica locale a quell'ora. Una bambina triestina di 6 anni in vacanza con la famiglia a Grado ha rischiato di annegare dopo essere stata risucchiata dal sifone del riciclo dell'acqua della piscina riservata agli adolescenti all'interno della Redisen e Camping Punta Spin. Sotto il pronto intervento dei presenti è riuscito a scongiurare la tragedia. Sono intervenuti il nonno della piccola presente a bordo vasca, 2 turisti e il bagnino dello stabilimento. Insieme sono riusciti prima a staccarla e poi a tirarla fuori dall'acqua. La bambina è stata trasportata in ospedale a Udine a bordo dell'elisoccorso fatto intervenire dal 112 a Grado insieme all'ambulanza. 2 incendi sono divampati ieri sul Carso triestino. Il primo si è sviluppato in tarda mattinata nel tratto di bosco compreso tra San Giovanni di Duino e Medeazza. Il rogo è stato completamente spento dai vigili del fuoco in collaborazione con il Corpo Forestale regionale e i volontari della Protezione Civile. Le operazioni, viste il forte vento, non sono state semplici. Nel giro di un'ora i pompieri sono comunque riusciti a domare ed estinguere le fiamme. Ancora furti ai danni di attività commerciali ignoti si sono introdotti nel negozio Guerin Profumeria del gruppo Il Tulipano a 2 passi dall'ospedale Maggiore. I ladri hanno forzato la serranda, ma non è stato possibile sapere cosa è stato rubato. Stando alle informazioni dei carabinieri, infatti, il danno è ancora da quantificare. Il personale del negozio raggiunto ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Parlate con la proprietà. Le indagini sono affidate ai carabinieri di via Ermet intervenuti sul posto dopo la segnalazione del furto consumato. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: cielo in prevalenza sereno con locale nuvolosità pomeridiana sulla zona montana. Di notte al mattino bolla moderata sulla costa e sulla fascia orientale, poi nel pomeriggio il vento andrà attenuandosi ma rimarrà borrino sul Carso e a Trieste. Temperature massime ancora elevate sia in pianura che sulla costa. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 20 e 24 e sulla costa fra 24 e 26 gradi, massime in pianura fra 33 e 35 e sulla costa fra 32 e 35 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.